Apri le tue braccia, con incontro al Padre. Oggi la sua casa sarà Apri le tue braccia, o oggi la sua casa sarà presta per te. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Un saluto grande e cordiale a tutti i fratelli e a tutte le sorelle che nelle diverse case dell'Opera Immacolata Concezione, da Gorizia fino a Mantova, ecco, sono collegate con noi in questa celebrazione, voluta in questo giorno, dedicato al nome riservato a ogni donna, a tutte le donne. La festa della donna è nata nel 1908 come reazione al comportamento di padroni di Giamaica che maltrattavano le donne. Da qui venne il movimento di una giusta emancipazione e da qui venne poi la scelta di questa giornata corrispondente all'8 marzo del 1908. Ecco, venne questo movimento e questa celebrazione che vuole far recuperare alle donne la giusta pari dignità che hanno davanti a Dio e quindi davanti agli uomini. E lodiamo questa intuizione che ci ha chiesto oggi di celebrare questa Eucaristia, che allora noi offriamo per tutte le case, per tutti gli ospiti delle nostre case e per tutti coloro, familiari e amici che assistono a questa celebrazione, mettete insieme tutte le vostre intenzioni. Abbiamo cantato Apri le tue braccia, corri incontro al Padre. Guardate, i nostri fratelli e le nostre sorelle ospiti nelle nostre case, per gran numero, sono non capaci di correre con le gambe, ma con il cuore e con la mente, con lo spirito, corrono. E anche noi corriamo incontro al Padre che si accoglie la sua casa. È in festa perché noi entriamo nella casa del Signore. Con questo spirito vogliamo celebrare questa Eucaristia per pregare per tutte le donne in questi giorni, in modo particolare per quelle dell'Ucraina, che ci stanno dando un grande e buon esempio, ma per tutte le nostre mamme, ma per tutte le nostre sorelle, ma per tutte le donne del mondo, perché siano riconosciuti i loro giusti diritti. E davanti al Signore che ci convoca, chiediamo tutti umilmente perdono di tutte le nostre mancanze. E se qualche volta nel nostro comportamento abbiamo mancato di rispetto a qualche fratello, a qualche sorella. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa.
e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua famiglia e fa che, superando ogni forma di egoismo, risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive nella con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fatta fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce. Il Signore libera i giusti. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Il Signore libera i giusti. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore libera i giusti. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Il Signore libera i giusti. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva gli spiriti affranti. Il Signore libera i giusti. Alleluia. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregate, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate.
Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Rinnoviamo il saluto a tutti i fratelli e sorelle che, sparsi in ogni luogo nel territorio del Veneto, oggi ci possono ascoltare, sia i fratelli e le sorelle che sono nelle nostre case, sia i fratelli e le sorelle che parenti e amici degli ospiti, ecco, in questo giorno sono in comunione con tutti noi. È un saluto cordiale che rivolgiamo a loro, noi sacerdoti di questa casa, e segniamo anche a tutti i sacerdoti che nelle varie case vi assistono. Ecco, siamo in comunione piena. Abbiamo pregato e cantato all'inizio: apri le tue braccia. Con quale spirito oggi noi allora entriamo nella casa di Dio? A braccia aperte, perché a braccia aperte c'è anche il Padre che ci accoglie. Come entriamo nella casa di Dio? Pieni di fiducia, perché il cuore del Padre è pronto a donarci tutto quello che noi cerchiamo. Nella prima lettura di brani abbiamo ascoltato come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver portato il frutto, così anche la nostra preghiera sale a Dio, scende verso coloro per i quali abbiamo pregato e porta certamente il suo frutto. Ma viene da pensare: ma quante volte io ho pregato, quante volte io ho chiesto al Signore, non mi ha ascoltato? No, attenzione che sbagliamo. Quando noi ci rivolgiamo a Dio e pretendiamo di ricevere, attenti che ascoltiamo la nostra volontà, non la volontà di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. E allora il nostro cuore è lontano da Dio. Allora il nostro cuore non è in sintonia con il cuore di Cristo e per questo a volte non siamo ascoltati. Che cosa vogliamo da Dio? Ciò che è il vero bene nostro o ciò che pretendiamo noi? La risposta è chiara, no? Il nostro vero bene, che quante volte lo sappiamo conoscere. Però il Signore ci ascolta. E allora stiamo certi, la nostra preghiera sale a Dio, scende sui fratelli e le sorelle per i quali preghiamo, oggi le donne, tutte le donne, e certamente porta frutto. Basta che anche le donne sappiano ascoltare il Signore Gesù che parla loro. Andando per i reparti della nostra casa, mi è capitato più volte di sentirmi dire: Padre, non sono più capace
capace di pregare, non ho voglia più di pregare. Ma certo, quando avevamo 20 anni, correvamo come dei caprioli. A 70, 80, 90, magari 100 anni, andiamo un po' più piano. E allora ecco, non è che non ho voglia, vado piano, non ho tante energie, non ho tante forze, la mia mente si distrae, ma non importa, state tranquilli, il Signore ci vuole bene e ascolta la preghiera come siamo capaci di fare. Un'altra cosa mi ha detto qualcuno, ma io non sono capace proprio di pregare, perché sono proprio malandato. No, non sei malandato, sta attento. Quando tu ti alzi, sta attento. Quando tu ti alzi, ti svegli al mattino, fa un bel segno di croce. E di subito al Signore, la mia giornata la offro a te. Mettila tu, Signore, dove tu vuoi. E allora se io offro la mia giornata, tutta la mia giornata è preghiera. A volte non l'abbiamo capito. Tutta la nostra giornata è preghiera se la offriamo al Signore. Che dopo sia bello anche pregare con la preghiera più vera, più stretta, per carità, come adesso, ascoltare la Santa Messa. Certo che questa è la preghiera più intensa, ma attenzione che il Signore ha le orecchie buone e sente anche la preghiera più debole, anche la preghiera più povera. State tranquilli, il Signore ascolta. Un'altra persona mi dice, ma quante preghiere devo fare? Ma io direi, il Signore, ecco, libera i giusti da tutte le loro angosce. E chi spera nel Signore non resta deluso. E allora attenzione, non sono, come ci ha detto Gesù nel Vangelo di Matteo, non sono le molte parole. Qualcuno mi dice, in una giornata dico anche 10, 12, 15 rosari, ma no, io ne dico 3 e cerco di dirli bene. Ma se io dico anche un solo Padre nostro e lo dico bene, con devozione, con amore, state certi, basta quello, perché il Signore sa di che cosa abbiamo bisogno. Non occorre che facciamo l'elenco. E magari giunti a sera diciamo, Signore, mi sono smetterà, mi sono dimenticato. No, il Signore sapeva tutto prima che tu aprissi la bocca. Questo è importante. E allora la preghiera più bella, che possiamo anche ripetere più volte nel giorno, senza stancarci, una adesso, una più tardi ancora. Padre nostro. E là ci sono tutte le richieste e tutte le lodi che dobbiamo rivolgere al Signore e tutte le invocazioni per le quali chiediamo al Signore di starci vicini. Ecco, la preghiera allora non è nelle molte parole, ma la preghiera è nel molto cuore, è nel molto amore. E allora Signore fa che ti ami sempre più. Ricordate quella preghiera, dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Questa è la preghiera da dire. E dopo basta, il Signore sa tutto, il Signore sa tutto. E a tutte le donne rinnoviamo oggi il nostro augurio e per tutte le donne oggi, anche per voi qui presenti, le nostre suore, ecco, che vengono dal Bangladesh addirittura, ma per tutte in tutto il mondo noi offriamo questa Eucaristia.
E ora, fratelli e sorelle, preghiamo insieme, facciamo nostra la preghiera che una nostra sorella rivolge al Signore e alla Madre sua in questo momento. È una preghiera dei fedeli tutta particolare e seguiamo con il nostro cuore. Aiutaci, dolce Vergine Maria, aiutaci ad ottenere la pace per il mondo intero e la fine di ogni guerra. Tu che fosti salutata dallo Spirito della pace, ottieni pace per noi. Tu che accogliesti in te il Verbo della pace, ottieni pace per noi. Tu che ci donasti il Santo Bambino della pace, ottieni pace per noi. Tu che sei vicina a colui che riconcilia e dici sempre sì a colui che perdona, votata alla sua eterna misericordia, ottieni pace per noi. Astro clemente, nelle notti feroci dei popoli, noi desideriamo la pace. Ramoscello di ulivo che germoglia nelle foreste bruciate dei cuori umani, noi abbiamo bisogno di pace. Perché siano finalmente liberati i prigionieri, gli esiliati che tornino in patria, tutte le ferite siano risanate, ottieni pace per noi. Per l'angoscia degli uomini e delle donne ti chiediamo la pace. Per i bambini che dormono nelle loro culle ti chiediamo la pace. Per gli anziani che vogliono continuare a vivere nella loro patria ti chiediamo la pace. Madre nostra, stella che risplendi nelle notti dell'assurdo, ti chiediamo la pace per tutti i paesi che sono oggi sconvolti dalla guerra. Ti affidiamo in modo particolare l'Ucraina e il suo popolo. Maria, Regina della pace, intercedi con potenza d'amore presso il cuore di tuo Figlio Gesù, che nulla ti può rifiutare. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver portato frutto, così Signore, a te la nostra preghiera per tutte le donne, per la pace nel mondo. Te lo chiediamo per intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della pace, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti accogligi, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te.
lavanos dell'ogni colpa, purificami da ogni peccato. E ora, fratelli e sorelle, intensifichiamo la nostra preghiera, perché le nostre invocazioni e il pane e il vino che abbiamo offerto siano un sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, queste offerte in segno della nostra devozione e mostraci la tua misericordia, perché questi doni divenuti corpo e sangue di Cristo siano sacramento di salvezza per tutti noi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello Spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché assidui nella preghiera e nella carità operosa attingano ai misteri della redenzione, la pienezza della vita nuova in Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice. Lo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione.
salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e oggi in particolare di Agnese, Leone, Adolfo, Pierina, e di tutte le donne che tu hai chiamato a te, specialmente quelle che hanno ricevuto la morte a causa di violenze, di guerre, di odi. Ricordati anche di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo per questa comunione con i misteri. Insegnaci, oh Signore, a crescere nella fede, a moderare le nostre passioni e i desideri terreni e a cercare la tua giustizia e il tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Oggi il Signore ci ha parlato e ci ha detto come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza portare frutto. E siamo stati contenti perché abbiamo avuto un messaggio di speranza, anzi una certezza. Dio ascolta. Anche il Papa manda a tutti voi fratelli e sorelle di tutte le nostre case e ai vostri cari. Il Papa manda un saluto speciale. Mercoledì il Papa ci ha detto: voi anziani siete preziosi perché siete la saggezza del mondo e la vostra preghiera sarà nel cielo con certezza. Allora grazie Papa Francesco, anche tu interpretando la parola di Dio ci dai fiducia, ci dai speranza. Allora, come un canto dice: Signore, sappiamo che siamo preziosi ai tuoi occhi. Siamo preziosi ai tuoi occhi.
Non chiediamo di morire, chiediamo di vivere perché il Signore vuole. E ora riceviamo la sua benedizione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito, per intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Pace, e per l'intercessione di tutte le sante donne, vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. amen. E con la vostra vita glorificate sempre il Signore e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Arriva.